L'ultimo del tavolo, ma non per ultimo perché adesso il tema è scottante, è De Matteo che sostituisce Vernuccio di Dubank, che è specializzata nei servizi di gestione dei crediti, diciamo, problematici, nel mentre sta aggiustando, a cui chiedo, qui il regolatore è stato abbastanza aggressivo, ma ormai ha agito, dietro la vostra partita ci sono molte garanzie, quindi vorremmo capire come state gestendo e quali sono le prospettive dei crediti problematici. Allora, buonasera a tutti, sono Luigi De Matteo, sono il responsabile della struttura di escussioni, consorzi e garanzie pubbliche di Dubank. Dubank, per chi non lo sapesse, è una società che opera come servicer nel mercato degli NPL, è un mercato chiaramente complesso e di significative dimensioni, dove si è resa necessaria la presenza di servicer specializzati proprio per migliorare e velocizzare il processo di recupero nel sistema di cui parlava adesso il dottore, e dove gli obiettivi di asset quality sono difficilmente raggiungibili dalle banche attraverso la gestione interna, perché la disponibilità di dati, la tecnologia, i processi al service, che sono certamente più snelli, consentono una migliore possibilità migliori tassi di recupero in generale. Dubank è presente sia in Italia, dove ha un'esperienza ultra ventennale nel recupero crediti, ma anche in Europa, dove ha una branch in Grecia. In particolare in Italia Dubank si è organizzata in maniera tale da offrire una elevata specializzazione in tutti i settori del recupero dei crediti e gestisce per conto appunto di primari istituti di credito, di SPV, eccetera, un volume molto grosso di crediti garantiti dai consorzi che supera i 3 miliardi di euro di rapporti garantiti in particolare, il cui grosso è costituito proprio dai consorzi di garanzia e il resto da garanzie pubbliche. Il rapporto gestito con i consorzi, che sono circa 300, come diceva qualcuno prima, e riguarda circa 1400 convenzioni sottoscritte tempo per tempo. Il nostro è sicuramente un diverso punto di vista rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, in quanto chiaramente per Dubank il momento in cui il servicer entra in campo è quello del credito appunto deteriorato, e quindi è proprio in contrasto con quella che è l'attività dei consorzi, perché il servicer vede praticamente il consorzio alla stessa stregua di un semplice garante, di un semplice fideiussore, e come tale diciamo, lo tratta. E infatti la nascita della struttura dedicata era proprio funzionale ad un processo che velocizzasse e razionalizzasse i tempi di gestione, e con la specializzazione delle nostre risorse interne fornisse degli interlocutori dedicati appunto ai confidi proprio per la gestione delle criticità e del contenzioso. Col passare del tempo invece ci si è resi conto che, e sempre laddove ciò sia stato possibile, anche l'intervento del servicer poteva consentire in alcuni casi di produrre effetti benefici nei rapporti tra banche e confidi. Si erano avute nel frattempo, negli anni, le fusioni, le incorporazioni delle banche, ma anche dei confidi stessi, l'evoluzione normativa sia degli istituti bancari con le linee guida emanate dalla Banca Centrale Europea sulla gestione proprio dei crediti deteriorati e sulla le puntualizzazioni in tema di adozione di politiche di concessione il più possibile standardizzate e monitorate. E questo aveva comportato una stratificazione di tutte quelle convenzioni sottoscritte tempo per tempo, rendendole praticamente del tutto vetuste e spesso difficilmente applicabili alle nuove realtà, e quindi rendendo così difficile il rapporto tra banche e confidi, con continue contestazioni da ambo le parti sulle singole clausole contrattuali, qualche aspetto tecnico più o meno rilevante di questa o quella convenzione più o meno datata. E quindi questo aveva portato spesso a una risoluzione dei rapporti commerciali, andando di fatto poi a incidere negativamente sull'ingranaggio economico. E con l'esperienza acquisita invece, dicevo, e grazie anche alla collaborazione e alla lungimiranza di alcune banche nostre clienti, si è potuto avviare uno studio sulle possibilità di conferire nuova linfa vitale ai consorzi, quelli ritenuti più meritevoli. I colleghi di Unicredit parlavano di consorzi in e consorzi out prima, quindi
diciamo, era stata fatta, diciamo, anche una cernita di questi consorzi con i quali continuare il rapporto commerciale che potesse rimanere così forte e duraturo attraverso anche l'individuazione di portafogli di credito deteriorato che potessero essere oggetto di transazioni, di transazioni che noi chiamiamo transazioni massive, al fine di riordinare in qualche modo tutto il passato e quindi di organizzare e indirizzare il futuro con la sottoscrizione di nuovi accordi. E quindi determinando in questo, così praticamente una marginalità positiva sia per i confidi sia per le banche clienti. E praticamente sia gli intermediari vigilati da Banca Italia hanno acquisito una nuova capacità finanziaria, vantando appunto un miglior rapporto di relazione con le banche, ma anche quelli non vigilati, quelli più diffusi sul territorio, che hanno la possibilità di intrattenere un rapporto diretto appunto con le imprese, hanno riacquistato credibilità e si possono porre come appunto stretti collaboratori degli istituti di credito perché conoscono direttamente tutti gli elementi importanti per la valutazione del rischio creditizio. Anche dal punto di vista del recupero, questo rapporto rinnovato con la banca ha reso, ha reso possibile più veloce anche l'iter di escussione o di richiesta di benestare per una transazione, in quanto c'è un rapporto collaborativo anche da parte del Confidi nel momento in cui è l'impresa debitrice che propone una soluzione stragiudiziale. I punti chiaramente critici di questo nuovo approccio che noi abbiamo avuto e che sta dando ottimi risultati sono sicuramente la situazione economica del Confidi che non è sempre florida e che quindi quando il Confidi non può formulare un'offerta economicamente apprezzabile per l'istituto di credito chiaramente cade tutto il discorso, e la seconda può essere dovuta alla stessa natura delle garanzie prestate, cioè nel caso per esempio della presenza di fondi terzi o di fondi pubblici o di controgaranzie di cui si è detto più volte. E il tipico esempio che mi viene in mente è proprio quello di Eurofidi, dove ci sono state dove c'erano tantissime pratiche controgarantite, per cui Eurofidi ha dovuto sottoporre all'approvazione del Mise un accordo di moratoria che tutti gli istituti di credito hanno dovuto sottoscrivere e che quindi diciamo, a dei tempi lunghissimi, ha dilatato i tempi in maniera esagerata e quindi certo non si poteva far di meglio, pur nell'ambito ovviamente di un processo liquidatorio che è un discorso un po' diverso. E, diciamo, in conclusione posso dire che queste transazioni massive non possono essere la panacea di tutti i mali sicuramente, però costituiscono sicuramente uno strumento virtuoso per razionalizzare il rapporto banca-confidi e renderlo utile al sostegno e allo sviluppo delle piccole e medie imprese del nostro sistema.